Benvenuti, bentrovati, buon lunedì, una nuova settimana che andiamo ad aprire. Lo spazio è sempre quello dedicato al mondo dello sport attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com con il canale sportivo per le manifestazioni sportive che mandiamo in streaming appunto su streamingsport.com e sul digitale terrestre invece usiamo il canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ogni sera 19:40, 19:45 circa in onda e poi nella seconda parte di serata per chiudere la terza replica, quella del mattino. Andiamo a vedere quali sono state le principali notizie di questo weekend, quali sono stati i maggiori appuntamenti, cominciando dal football americano che nella nottata ha visto la vittoria dei Kansas City contro i 49ers di San Francisco. La vittoria è arrivata per 31-20. Dal football americano al rugby, nel rugby maschile vedete Smith, l'Italia perde in Galles 42-0, una sconfitta piuttosto secca, pesante, si salva soltanto Cannone del Benetton Treviso. La Francia batte 24-17 l'Inghilterra e la Francia sarà proprio domenica la squadra che l'Italia affronterà, ancora in trasferta al Parco dei Principi. Sempre per quanto riguarda il rugby andiamo al settore femminile che ci salva, la nazionale appunto di Barattin e compagne ci salva, vince in Galles per 19-15 nella prima giornata anche per loro del Sei Nazioni. E adesso il tennis con il primo slam della stagione di Melbourne, primo slam d'Australia, si decide dopo 4 ore e 3 minuti di gioco tra Djokovic e Thiem. È l'ottavo successo, pensate, per questo uomo, Djokovic, in 8 finali disputate a Melbourne. Coppa Italia, grande successo, Coppa Italia di pallavolo femminile, Coppa Italia conquistata dall'Imoco Volley Conegliano che in finale ha liquidato ormai con il classico 3-0 Busto Arsizio e ha vinto la coccarda tricolore che a Conegliano mancava dal 2017. Per la Egonu è la terza Coppa Italia consecutiva, un Egonu che ha fatto tremare i sostenitori coneglianesi nell'ultimo set, nel terzo ed ultimo set è uscita per qualche scambio di pallavolo, per qualche scambio appunto di gioco ed è fortunatamente poi rientrata dopo un massaggio del reparto sanitario della formazione coneglianese. Andiamo a sentire alla fine della gara il tecnico Daniele Santarelli, evidentemente molto soddisfatto. Vi assicuro che partire con i favori del pronostico non è semplice. La pressione era tutta su di noi, è vero, siamo un gruppo forte, stiamo giocando bene a pallavolo, fino adesso le gare sono andate nel campionato italiano molto bene per noi, però questo sentirsi forti ed essere sulla carta più forti non è sempre bello, a volte è meglio partire un po' da meno favoriti, non dico da sfavoriti ma meno favoriti, però sono contento, era un obiettivo che ci mancava da 2 anni, l'abbiamo sfiorato per 2 anni, quest'anno è arrivato qua. In una cornice bella, bellissima, questo palasport è meraviglioso, ho visto pallavolo di altissimo livello negli anni, siamo contenti di aver vinto questa Coppa Italia qui a Busto davanti ai nostri tifosi, ci hanno sempre seguito in ogni trasferta, nelle precedenti 2 Coppe Italia avevo dato un dispiacere enorme a tutti loro, sono contenti che oggi ci abbiano seguito e che abbiamo dato una soddisfazione a questi tifosi e a tutta la società. Come fai a motivare una squadra così forte ad avere sempre voglia di vincere? Non è facile perché ci sono dei momenti in cui anch'io sono stanco, le ragazze sono stanche, si gioca ogni 3 giorni, devo essere bravo a recuperare le energie e provare a trasmettere alle ragazze. Il gruppo è un gruppo forte, un gruppo che lavora tanto, 14 atlete che spingono ogni giorno in palestra, quindi per questo non è difficile. Adesso ci mancano 2 trofei, dobbiamo rimboccarci le maniche, ci mancano 3 mesi abbondanti di campionato, speriamo di arrivare alla fine. Quindi oggi sono contento di quello che abbiamo fatto dopo, al contrario di quello che abbiamo fatto ieri che siamo partiti a razzo per poi piano piano scemare durante la durata del match. Bene, un bel trofeo, siamo contenti di averlo portato a Conegliano.
Complimenti a Santarelli, quindi triplete, come si suol dire, centrato, Coppa del Mondo, diciamo campionesse del mondo, campionesse per quanto riguarda la Supercoppa e adesso la Coppa Italia, con la testa già alla Champions che inizierà nella settimana in corso. Parliamo di calcio, parliamo di Serie A con la Juventus che è al comando con 54 punti dopo la vittoria. Mi scuso con la regia, lo dovevo leggere dopo questa Serie A, però la leggiamo adesso magari senza l'ausilio, ci sono le foto. Juventus, vi dicevo, al comando con 54 punti dopo la vittoria contro la Fiorentina per 3-0, sono scoppiate ancora polemiche. Inter invece a 51 punti e Lazio con una partita in meno a 49. Stasera c'è il posticipo televisivo che è quello tra Sampdoria e Napoli, appunto per vedere come andrà la partita e come andrà ancora la stagione del Napoli. Passiamo al basket con in A1, la Virtus Bologna ha vinto 106-89 contro Pesaro, mentre Sassari perde a Trieste, un po' a sorpresa, 83-82, mentre la TVB De Longhi Treviso batte Fortitudo Bologna per 78-66, vittoria cercata, voluta dagli uomini di Max Menetti che è ai nostri microfoni al termine della gara. Sì, 2 punti, sono soddisfatto, 2 punti molto importanti, anche e soprattutto in funzione dei risultati che ci sono stati oggi, vedendo quello che le nostre avversarie dirette hanno fatto, quindi 2 punti veramente molto pesanti. Sono anche soddisfatto perché per alcuni tratti ho rivisto quella che è l'attenzione e l'intensità difensiva che questa squadra deve avere per raggiungere il proprio grande obiettivo della salvezza. Non l'abbiamo fatto con continuità, per me presentando la partita era una partita abbastanza semplice da leggere. Se noi difendevamo questa partita l'avremmo vinta e se invece non difendevamo sarebbe stata una partita molto difficile. E infatti è successo quello che attendevo, quindi abbiamo fatto questi up, diciamo così, della nostra difesa ci hanno portato a vincere contro la Fortitudo, seppur abbiamo ancora margini e soprattutto dobbiamo cercare di metterla veramente in campo per 40 minuti. Quindi lo ripeto, 2 punti veramente importanti e soprattutto 2 punti che sono importanti in funzione della classifica e dei risultati. Un soddisfatto Menetti perché questa vittoria è doppiamente importante per il campionato appunto della TVB. Torniamo alla pallavolo, quella maschile, perché c'è stato il turno che ha visto Civitanova battere Verona per 3-0 e a Perugia batte Padova 3-1. Turno infrasettimanale che si giocherà mercoledì con il derby veneto tra Verona e Padova. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, trasferta a Brugherio contro la terzultima del campionato per una vittoria 3-1 che permette alla formazione di Motta di Livenza di salire a 27 punti. Il prossimo turno sarà interno contro il Portoviro. Andiamo in Serie C femminile dove il team Spes Conegliano si ferma il campionato e gioca in Coppa in casa contro la Pallavolo Solesino. Lo ha disputato questo incontro sabato sera alle ore 21 vincendo per 3-0. Con la vittoria le coneglianesi approdano così in semifinale. Il rugby con i Leoni del Benetton che si concentrano sulla Pro 14, intanto in casa biancoverde dopo i rinnovi di Hayward, Ioane Monti, Sebastian Negri, Marco Lazzaroni, arrivano i rinnovi anche di Faiva e di Baravalle. Andiamo a sentire l'intervista con Marco Bortolami, uno dei tecnici del club biancoverde, proprio in previsione dei prossimi incontri in Pro 14. In particolare stiamo anticipando molto lavoro organizzativo della solita settimana, per cui ci stiamo dando un po' più di tempo. È utile perché ci sono un po' di ragazzi a rientro da qualche infortunio di lungo periodo, per cui hanno bisogno magari di avere un po' più di chiarezza. Abbiamo qualche permit che sarà con noi, per cui è tutto tempo che stiamo sfruttando nel migliore dei modi. Ecco, lei ha anticipato, c'è un po' di diversità in questo periodo, potete lavorare in una determinata maniera, magari diversa da come avete fatto? Sì, abbiamo comunque qualche acciaccato
staccato dagli ultimi 2 impegni di Champions Cup, che sono state 2 partite molto fisiche. Speravamo di mettere del lavoro fisico sulle gambe, cosa che la settimana scorsa non siamo riusciti, ma questa dovremmo riuscire a fare. Sarà importante perché ci aspettano 3 partite non solo importanti ma estremamente fisiche e dovremmo essere pronti. L'ho chiesto già ai giocatori, 2 settimane positive quindi perché non ci sono partite oppure no? Loro hanno detto di sì, quindi positive, vogliono lavorare. Assolutamente sì, no, il loro impegno è sempre ai massimi livelli, abbiamo semplificato un po' anche le nostre strutture di gioco per permettere a loro di essere efficaci al 100% e avevamo già programmato questo periodo un po' di revisione anche del nostro gioco, di aggiustare un po' il tiro, per cui credo che siano 2 settimane importantissime per noi. Mancano anche i nazionali, quindi vi siete ritrovati un po' a fare quello che avevate fatto all'inizio preparazione? Ah sì, è un po' simile, abbiamo meno giocatori ma questo ci consente di concentrarci di più sugli individui, i giocatori sono più presenti sul campo, hanno più spazio e devono prendere questa responsabilità. Abbiamo avuto la fortuna la settimana scorsa di allenarci con Padova, questa con Rovigo, sono momenti importantissimi per noi e per loro, proprio perché abbiamo pochi numeri riusciamo a mettere in campo una formazione contro un'altra squadra completa e questo ti può dare un aiuto sui meccanismi di tutta la squadra. Quindi ai Dragons ci pensiamo tra una settimana? Ci stiamo già pensando, ma ci penseremo di più la settimana prossima, ma ci stiamo già pensando. Lasciamo il rugby e passiamo al calcio. Abbiamo visto in precedenza la Serie A e adesso diamo un'occhiata alla Serie B con Venete Friulane. Questi risultati: a La Spezia batte Pordenone 1-0, altro passo falso della formazione del trevigiano Tesser alla guida del Pordenone. A Trapani passa il Cittadella di Venturato per 3-0. A Chievo con nel derby veneto il Venezia passa per 1-0. Pordenone, vi dicevo, sempre al secondo posto in classifica. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto al Barison ha affrontato la compagine della Roma, penultima in classifica, ed è uscito soltanto però un pareggio 1-1. La Serie C maschile vede il Vicenza a 56 punti al comando. Le gare del weekend: Padova batte Vispesaro 4-0, Sudtirol batte Arzignano 5-0, Triestina Virtus Verona Vecomp 0-0 ed infine Lanerossi Vicenza e Gubbio pareggiano pure loro 0-0. Andiamo in Serie D, nei campionati sempre più vicini ai nostri interessi. In testa sempre Campodarsego con 54 punti, seguono Legnago a 45, Ambrosiana a 42, Cartigliano a 41 poi via via tutti gli altri. Il Montebelluna del nuovo tecnico Lele Pasea è andato a Chions e ha pareggiato per 1-1. C'è da ricordare anche la buona vittoria del Mestre di Zecchin contro il Caldiero a Caldiero per 1-0. Campionato di eccellenza che seguiamo da vicino con le nostre telecamere. Vi ricordo che potete trovare nelle prossime ore anche la gara dell'Eclisse Careni Pivigina, che ha giocato in casa ieri contro la formazione dell'Istrana. Poi vi ricorderò il risultato. Nell'eccellenza girone A il Giorgione a Borgoricco, per cercare di restare in zona playoff, ha pareggiato 1-1. Nel girone B, dove appunto vi dicevo Eclisse Istrana è terminata per l'Istrana 3-1, domani vi faremo ascoltare anche delle interviste per quanto riguarda questa partita. Noale batte Montello 3-2 con la formazione di Marchetti veramente sfortunatissima all'ultimo minuto, lo sbaglio di un calcio di rigore che poteva dare il pareggio quantomeno o la vittoria, e poi invece c'è stato il ribaltamento di campo, gol della vittoria per il Noale. Lia Piave batte Union QDP 4-0, conferma del Lia Piave. Porto Gruaro batte Spinea 1-0, Porto Mansuel San Giorgio Sedico vince il San Giorgio Sedico dimostrandosi squadra che punta decisamente al passaggio di categoria, vince 2-1 a Mansuel. Robeganese batte Vittorio Veneto 2-1, San Donà batte Martellago 4-0 e Union Pro batte Liventina 3-1. In promozione nel girone D troviamo il Caorle La Salute che batte il Godega di Sant'Urbano per 2-0, il Lovis Spresiano cede in casa
casa al Marcon per 2-1, il Treviso torna alla vittoria vincendo 3-0 contro il Fontanelle, mentre il Vazzola perde in casa uno scontro salvezza con il Conegliano per 2-1. Vedelago Opitergina 0-0 e Villorba batte Ponzano 3-0. A proposito di Ponzano, però, del basket femminile, in Serie A2 il femminile, il basket, il Ponzano ha riposato, ritorna in palestra al Palacicogna sabato prossimo, mentre in Serie B maschile per quanto riguarda il basket, la Ruker Sanve al Palasystem di San Vendemiano alle 20:30 sabato sera ha affrontato il Mestre dell'ex Volpato e ha vinto un'importante gara per il campionato con il punteggio di 70-61, con una formazione, quella di Marco Mian, sempre alla ricerca e alla caccia del Bernareggio che è davanti a tutti. Abbiamo concluso con questa notizia, ci risentiamo domani per altre informazioni sportive.